Finisce dopo quasi 30 anni la latitanza del ricercato numero 1 in Italia. Il boss mafioso era vicino alla clinica Maddalena nel quartiere San Lorenzo di Palermo. Indagini in corso ad Agrigento, trovato 22enne trafitto da una coltellata al cuore, studiava all'Accademia di Belle Arti. Il rogo è domato, danni sì ma nessun ferito, solo lievi intossicazioni a seguito dell'incendio scoppiato a Palermo sulla nave per Napoli. Domenica di vittorie per Acragas, Pro Favara e Fortitudo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del ROS vicino alla clinica Maddalena nel quartiere San Lorenzo di Palermo. Finisce dopo quasi 30 anni la latitanza del ricercato numero 1 in Italia. Ci sono i nostri servizi. Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del ROS nei pressi della clinica Maddalena nel quartiere San Lorenzo di Palermo. Finisce così dopo quasi 30 anni la latitanza di Usicco, il ricercato numero 1 in Italia. Dopo il blitz nella clinica a Palermo, ormai l'ex super latitante Matteo Messina Denaro è stato trasferito in una località segreta. Denaro, a quanto si apprende da fonti investigative, faceva periodicamente controlli in quella struttura che la scorsa notte, durante il blitz del ROS, era stata messa in sicurezza con diverse decine di uomini per tutelare tutti gli altri pazienti. Il boss di Castelvetrano era l'ultimo padrino della mafia saggista di Totò Riina. Messina Denaro ha diverse condanne all'ergastolo per le strade di Capaci, di Via D'Amelio, per gli eccidi del 1993 a Roma, Firenze e Milano, oltre che per l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito. Il vecchio capomafia di Castelvetrano, Ciccio, storico alleato dei corleonesi di Totò Riina, era latitante dall'estate del 1993, quando in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, Angela, dopo le stragi mafiosi di Roma, Milano e Firenze, preannunciò l'inizio della sua vita da Primula Rossa. «Sentirai parlare di me», le scrisse, facendo intendere di essere a conoscenza che da lì a poco il suo nome sarebbe stato associato a gravi fatti di sangue. «Mi dipingeranno come un diavolo, ma sono tutte falsità. Il capomafia trapanese è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quelli del piccolo Di Matteo, figlio del pentito strangolato e sciolto nell'acido dopo quasi 2 anni di prigionia, per le stragi del 92 costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, per gli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma. Messina Denaro era l'ultimo boss mafioso di prima grandezza, ancora ricercato per il suo arresto. Negli anni sono stati impegnati centinaia di uomini delle forze dell'ordine. Oggi la cattura ha messo fine alla sua fuga decennale, una latitanza record come quella dei suoi fedeli alleati Totò Riina, sfuggito alla manette per 23 anni, e Bernardo Provenzano, riuscito a evitare la galera per 38 anni. Grandissima soddisfazione per il risultato storico nella lotta alla mafia, ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, appena apparsa la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro al suo arrivo ad Ankara per incontrare il suo omologo turco. Complimenti alla Procura della Repubblica di Palermo e all'Arma dei Carabinieri, che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie. Oggi, 16 gennaio 2023, i carabinieri del ROS, del GIS e dei comandi territoriali della Regione Sicilia, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche. Ancora una volta loro, i carabinieri, in prima linea, fedeli nei secoli, l'arma della gente, come l'ha definita il colonnello Vittorio Stingo nel giorno del suo insediamento al comando provinciale di Agrigento. L'arma benemerita, 30 anni fa, operava l'arresto di Totò Riina a Palermo. 30 anni dopo, sempre a Palermo, gli uomini del ROS hanno, come si dice, assicurato alla giustizia il latitante che era rimasto l'ultimo della lista. L'arresto di Matteo Messina Denaro era nell'aria e ne aveva parlato anche alla prefettura di Agrigento il ministro dell'Interno Piantedosi, interpellato a proposito dal giornalista Franco Castaldo.
E l'arresto è arrivato segnando un altro successo dei Carabinieri, quasi un omaggio al generale Dalla Chiesa, proprio nel giorno in cui sulla RAI andrà in onda la terza puntata a lui dedicata. Dicevamo dei Carabinieri sempre in prima linea, con il loro motto che li distingue: obedir tacendo e tacendo morir. E allora l'arresto di Messina Denaro diventa anche un omaggio alla memoria dei tanti colleghi caduti per mano mafiosa. Un forte segnale del nuovo governo, certamente, ma a vincere sicuramente oggi è stato il lavoro che hanno saputo portare a termine per l'ennesima volta gli uomini del ROS. Pasquale Calamia, ecco una notizia sicuramente bella, importante. Lei è stato addirittura minacciato da Matteo Messina Denaro. Una sua dichiarazione, grazie. Oggi è un segnale che lo Stato c'è, lo Stato vince e finalmente oggi possiamo dire che Castelvetrano si è liberato dalla cappa della presenza di Matteo Messina Denaro. Per noi rappresenta oggi il 16 gennaio e il 25 aprile della nostra città, una giornata di liberazione, di auspicio e di speranza, e che Castelvetrano possa rinascere nella legalità, nel solco dello sviluppo, dell'economia e della sana imprenditoria presente a Castelvetrano. Vogliamo fare un breve excursus su ciò che è stata la sua esperienza, ecco perché lo hanno minacciato? Io ero in consiglio comunale, c'era la presenza del prefetto allora Trotta, se non ricordo male. In quella seduta auspicai, visto che c'era la presenza dello Stato, la cattura di Matteo Messina Denaro. A seguito di questa dichiarazione io subì la notte del 12 agosto, mi bruciarono la macchina sotto l'abitazione e poi mi diedero fuoco all'abitazione, residenza estiva di mia madre. Allora non ero sposato, ero residente con mia madre, e dell'abitazione la notte del 23 novembre a Triscina. Poi ho subito anche altri atti intimidatori. La notte del 27 settembre del 2013 mi tagliarono tutte e quattro le ruote della macchina che era posteggiata in piazza Regina Margherita, e io, come diceva Alberto Dalla Chiesa, ho sempre lavorato per garantire a Castelvetrano, ma principalmente ai miei figli, un futuro migliore. Non mi sento né un eroe e neanche ho agito mai per essere eroe, ma uno che crede nella Costituzione, nella giustizia e nella legalità. Oggi parliamo della cattura, oggi parliamo di questa grande operazione delle forze dell'ordine che in questi anni hanno lavorato alla cattura dell'ultimo dei grandi latitanti d'Italia, ed è una giornata importantissima non soltanto per le forze dell'ordine ma per tutti i giudici e i magistrati che hanno lavorato in fase investigativa alla sua cattura. Quindi sappiamo perfettamente che oggi sarà una giornata che verrà ricordata per i prossimi decenni, una giornata che chiude un capitolo brutto di tante vicende che hanno caratterizzato la Sicilia, purtroppo con la mafia. 30 anni di latitanza di Matteo Messina Denaro, oggi si chiude o si apre qualcosa? Beh, è una giornata importante, il ringraziamento va alle forze dell'ordine, al Rosso dei Carabinieri, alla Procura di Palermo che ha coordinato le indagini. Bisognerà capire come è stato possibile garantire una latitanza per 30 anni che ha consentito anche al boss di costruire un proprio impero economico, come è noto, che deve essere colpito costantemente ed è stato già fatto. È importante questo arresto perché con Messina Denaro viene assicurata alla giustizia l'ultimo dei corleonesi, l'ultimo dei capi della stagione stragista della quale lui dovrà rispondere assieme ad altri efferati omicidi. Quindi si può dire che la storia dei corleonesi con questo arresto che segue quello di Rina prima e di Provenzano poi si può chiudere diversamente. Quindi dobbiamo analizzare che cos'è la mafia oggi, come sta ricostruendo le relazioni politiche, come si inabissa nel mondo economico e adeguare la lotta alla mafia e il contrasto sia sul piano repressivo che su quello politico e giudiziario ad un'altra fase della stagione di Cosa Nostra. Secondo lei Messina Denaro faceva più paura da latitante o adesso chiusa in cella?
Ma guardi, io mi auguro che tutti i politici che non hanno mai parlato di Messina Denaro oggi vengano sostituiti da Messina Denaro che parli dai politici che gli hanno garantito coperture e collusioni e complicità. Il cadavere di un uomo cinese, uno studente di 22 anni, è stato trovato trafitto da una coltellata al cuore nel centro storico di Agrigento, nella sua camera di un B&B. Le indagini sono in corso. Arturo Cantella. Sarà l'autopsia già disposta dalla Procura di Agrigento a fare chiarezza sulla morte di uno studente cinese di 22 anni, Tianzheng Zhang, iscritto all'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento, dove era residente da poco più di un anno. Saranno determinanti anche gli accertamenti mirati per rilevare le impronte digitali sul lungo coltello da cucina che il giovane aveva conficcato nel petto all'altezza del cuore. È un mistero quanto accaduto in una stanza di un affittacamere in Salita Iacono, nel centro storico di Agrigento. Fino a tarda sera nessuna ipotesi veniva esclusa, quella dell'omicidio sembra essere al momento la pista privilegiata, ma non esclude nemmeno il suicidio. Il giovane studente cinese potrebbe aver fatto una sorta di harakiri, squarciandosi al petto con il coltello e finendo per morire dissanguato sul letto del bed and breakfast dove alloggiava. I carabinieri di Agrigento hanno sentito i residenti della zona, dove ci sono tante strutture affittacamere. Nessuno a quanto pare avrebbe sentito urla o rumori sospetti. Porte e finestre dello stabile dove il giovane alloggiava sono state trovate regolarmente chiuse e non forzate. A trovare il cadavere nel pomeriggio sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri sono stati chiamati dai carabinieri, che erano già stati allertati da un paio di connazionali del giovane, che non riuscivano a rintracciarlo, non lo vedevano da giorni ed erano molto preoccupati. L'ultima volta lo studente era stato visto in giro in piazza a Porta di Ponte, per la precisione, dove secondo alcuni testimoni aveva avuto una discussione con delle persone. Era stato venerdì sera e in quella circostanza erano intervenuti anche i carabinieri del nucleo automobile di Agrigento. Naufragio di migranti dell'Epifania, funerale col rito cattolico ad Agrigento e poi trasferimento al cimitero di Raffadali. Vediamo. Sono stati celebrati ieri sera presso la chiesa di Santa Rosa da Don Luca Camilleri, in lingua francese, il funerale dei 3 immigrati che hanno perso la vita durante una traversata avvenuta lo scorso 7 gennaio, giorno dell'Epifania. Si tratta di una bambina di 1 anno circa, originaria della Costa d'Avoro, una donna di anni 38 del Camerun e un ivoriano. Alla cerimonia avvenuta in chiesa erano presenti alcuni dei parenti delle vittime residenti in città. Per l'occasione un mazzo di fiori è stato deposto sulle bare da parte delle autorità presenti nella chiesa. Il sindaco di Agrigento Miccichè, il sindaco di Raffadali Cuffaro, dove verranno tumulate le bare, e il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. È un momento anche di dolore, di cordoglio che comunque dobbiamo vivere anche insieme a queste persone, che vogliamo vivere anche insieme ai familiari. Si tratta di persone decedute per un motivo o per un altro, o durante il viaggio o successivamente. C'è anche una bambina, una piccolina di circa 1 anno, quindi sono atti che io ritengo che si debbano fare, sono atti di pietà umana e in questo caso poi anche pietà cristiana, perché sono di rito cattolico. Stasera stessa le salme saranno trasportate al cimitero di Raffadali. Anzi, ringrazio il sindaco che continua a dare questa grande disponibilità, perché anche questa della tumulazione purtroppo è diventata una situazione complicata da gestire, ma noi qui abbiamo questa grande fortuna, abbiamo tanti problemi, ma le amministrazioni comunali non hanno mai lasciato solo il prefetto e la prefettura anche per quanto riguarda questo rito pietoso della sepoltura. Quindi purtroppo anche oggi dobbiamo registrare, c'è stato un decesso di un ragazzo, di un minore in un centro per minori, abbiamo avuto un decesso l'altro ieri all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Questo purtroppo dà l'idea di come anche tante di queste persone che arrivano sono in condizioni di grande fragilità. Purtroppo sono degli avvenimenti che si ripetono, speriamo che non avvengano mai più, che si prenda una soluzione
che si eviti di trasformare il Mediterraneo in un grande cimitero. C'è stata l'esigenza di ospitare, di mettere a disposizione il cimitero Raffadali per queste 3 vittime, tra cui una bambina, e noi siamo lieti di ospitarli nel nostro cimitero per un dovere istituzionale. Dopo l'incendio nella nave Superba sono state recuperate le condizioni di sicurezza al porto di Palermo. Il sindaco La Galla commenta: sarebbe stata una tragedia se il traghetto fosse stato in navigazione. Adesso non vi è più alcuna ragione di apprensione. Il rogo è domato. Danni sì, ma nessun ferito, solo lievi intossicazioni. Arturo Cantella. Sono state in tutto 10 le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nel porto di Palermo per domare l'incendio che si è sviluppato sul traghetto per Napoli. Dopo un super lavoro per tentare di spegnere le fiamme, sono iniziate le operazioni di raffreddamento dei locali interessati per consentire l'accesso all'interno delle squadre. L'incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri all'interno del garage della nave Superba Palermo, Napoli, mentre il traghetto era ormeggiato sul molo Santa Lucia. Ha interessato uno dei garaggi posto a prua, coinvolgendo alcuni degli automezzi trasportati, fatti scendere senza conseguenze i passeggeri a bordo. Erano 184 e un'ottantina di componenti dell'equipaggio. Così Pasqualino Monti, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia: per fortuna non ci sono state vittime grazie al pronto intervento, all'opera dei Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto, ai quali va il mio personale ringraziamento. È rientrato anche l'allarme di oggi. Perché l'emergenza si possa dichiarare conclusa bisognerà attendere il raffreddamento della nave, che ha raggiunto temperature molto elevate. Aspettiamo dunque che i Vigili del Fuoco completino le operazioni per dichiarare con certezza il ritorno alla normalità. Nel bilancio definitivo non ci sono feriti, ma solo qualche intossicato, da quantificare anche eventuali danni alla vettura. Porti Italia Operazione Servizi Puntuali di Palermo hanno messo a disposizione le proprie maestranze e le squadre per dare supporto all'autorità e alla GNV. Il personale degli OSPE ha gestito il flusso delle persone che erano presenti in banchina, coordinando la viabilità e l'ingresso e l'uscita delle navi. Porti Italia invece si è messa a disposizione di GNV nella qualità di impresa portuale per dare supporto logistico. Terremoto del Belice nella notte fra il 14 e il 15 gennaio di 55 anni fa. Fiaccolate e celebrazioni nei paesi più colpiti, una ferita sempre aperta, ha detto il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Rovolo, ricordando quanti persero la vita nel terremoto. Vediamo. Al via a Montevago le celebrazioni in ricordo del terremoto che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio di 55 anni fa devastò la valle del Belice. Una ventina i centri che vennero coinvolti tra le province di Agrigento, Trapani e Palermo. I comuni di Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Menfi, Santa Ninfa, Santa Margherita del Belice furono stravolti e si registrarono pure 300 morti, 500 feriti e decine di migliaia di sfollati. Un primo momento di commemorazione si è svolto nei locali della biblioteca comunale di Montevago, dove è stato presentato il libro Xirotto, la memoria scomparsa e nascita di un paese di Giacomo Giuffrida Samonà. A seguire una fiaccolata nella nuova chiesa madre sino alla cattedrale del vecchio centro abitato, dove è stata deposta una corona di alloro per ricordare le vittime del sisma. Poi nella chiesa madre il giorno dopo Santissimi Pietro e Paolo celebrata una messa, quindi seguirà un concerto della Croce Rossa. Ricorda un cittadino questa data e spiegala ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Narra loro cosa è successo. Né ti scordare di questi morti, né ti scordare di raccontare cos'è stato. Il terremoto, le rovine, la tragedia, il freddo, la fame, la sofferenza e il pianto dei familiari dei morti. E c'è una lunga, lunghissima lista che credo sia la tragedia più grande che ha vissuto Montevago come storia recente e dovremmo non dimenticarla mai. Grazie. Una perenne e continua ferita, perché questa ferita
la viviamo tutti, ci sono stati nel caso dei Montevago 100 e passamorti, quindi un numero ingente se consideriamo che parliamo di una popolazione di poco più allora di 3.000 abitanti. E per noi è un momento che rendiamo vivo con la fiaccolata, scendendo nel centro storico che è stata la vecchia Montevago. Lì ci sarà anche lì un momento emozionante perché abbiamo pensato di rievocare quello che è accaduto la notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1960. Gli affetti appartenuti gelosamente svelano o lasciano trasparire ciò che era un uomo da vivo e nascondono i morti. Rappresenta un momento di sofferenza per tante famiglie, perché a Montevago sono state tantissime vittime, però sono riusciti a reagire e a continuare, a rialzarsi, e la nostra presenza questa sera testimonia proprio questo, la vita continua. It goes like this, the for the feet, the manifold and the measure it, the Bethlehem King, composing hallelujah, hallelujah. È stato un momento molto bello, devo dire, ho colto negli occhi dei miei concittadini questa grande commozione nell'apprendere come è nata Montevago, partendo dal 330 a.C. fino all'800, quando questa famiglia, prima degli Scirotta ed è il libro che si presentava oggi e poi quella dei Gravina, danno lustro ad un agglomerato di case che nasce per parlare poi successivamente della nascita di Montevago. È stato un momento bello, io mi auguro che questo testo, che ovviamente è un patrimonio soprattutto della mia comunità, possa essere apprezzato anche a scuola e utilizzato per fare conoscere ai nostri ragazzi da dove veniamo. Come diceva il Dalai Lama, e io l'ho detto nella prefazione del libro, se ami una persona devi dare ali per volare, devi dare radici per tornare, gli devi dare motivi per poter restare. Ecco, questi tre elementi, se messi insieme, fanno l'identità di un popolo e l'identità di una comunità. Il titolo è Scirotta, una memoria scomparsa, proprio perché la storia della famiglia, diciamo, era del tutto sconosciuta, infatti è un inedito, come è un inedito il ritrovamento che ho fatto, che è pure nel libro, della cappella degli Scirotta a Santa Scita a Palermo. La storia di questa famiglia coincide con la nascita di Montevago e quindi sono loro che hanno dato il là al paese. Per me è un onore e un piacere, perché significa potersi riappropriare di quelle che erano le nostre radici originarie. Quindi il fatto che il sindaco abbia voluto inaugurare col mio libro l'anniversario è una cosa che onestamente mi inorgoglisce. Dopo l'interrogazione consiliare presentata dall'ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto e dal consigliere Margherita Brucculeri, oggi anche il capogruppo di Forza Italia Carmelo Cantoni si associa al coro di coloro che stanno avanzando richieste di chiarimenti sugli eventi di destinazione Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Carmelo Cantone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Agrigento, si associa alle richieste di chiarimenti avanzati dai colleghi Firetto e Brucculeri e dal Codicons, responsabile Giuseppe Di Rosa, in merito agli eventi di destinazione Agrigento finanziati tutti con soldi pubblici provenienti dalla Regione e dall'imposta di soggiorno. Con una nota inviata al Presidente del Consiglio, Carmelo Cantone, che è anche Presidente della Commissione Turismo Spettacoli, sollecita un immediato incontro tra i capigruppo per cercare di comprendere con chiarezza l'entità e la qualità delle spese sostenute dall'amministrazione Miccichè in occasione dello scorso Natale. Abbiamo il dovere politico, sostiene il consigliere comunale di Forza Italia Carmelo Cantone, di verificare costantemente la correttezza di ogni singola scelta e pertanto pretendere una chiarezza sui costi complessivi e dettagliati delle manifestazioni organizzate dal Comune, con particolare attenzione al concerto di fine anno. Sentiamo forte la necessità di conoscere
Sentiamo forte la necessità di conoscere altresì le relativi fonti di finanziamento e l'elenco dei fornitori scelti. Crediamo, continua Cantone, pertanto che sia urgente e indispensabile un chiarimento tra i capigruppo per un confronto franco e costruttivo al fine di chiarire e di concordare le importanti scelte da compiere, soprattutto per non perdere lo spirito di fiducia tra i diversi componenti del Consiglio Comunale, necessario per continuare a lavorare sinergicamente al servizio della città. Rassegna letteraria e incontri d'autore sulla legalità a Realmonte. Vediamo. Veramente bella l'attività culturale di questa sera, la presentazione di un testo impegnato scritto a 4 mani, un romanzo che parla di crimine infinito, ci racconta le vicende storiche che l'Italia ha attraversato e con uno spirito critico si sta riflettendo sul futuro e sulle nuove generazioni. L'amministrazione, e io lo dico sempre, vuole andare in una direzione che è quella della bellezza. Per fare sì deve trasmettere e trasferire alle nuove generazioni i valori della legalità, i valori del rispetto della legge, dell'ambiente, i valori della cultura, della scienza. Lo facciamo stasera a scuola, all'auditorium, perché la scuola è parte integrante di questo progetto culturale. Lo facciamo di concerto con il distretto turistico. Ecco, ringrazio Fabrizio Lagaipa per aver promosso questa attività unitamente all'amministrazione comunale e all'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Ringrazio il professore Carrubba che ha proposto questa rassegna e che questa sera con gli autori sta facendo delle considerazioni e sta parlando di alcuni passaggi del libro significativi che bene rappresentano il nostro messaggio, che è un messaggio di legalità e di speranza. Che dire, io come sindaco di questo comune non posso che mostrare tutta la mia soddisfazione e che bisogna continuare così e noi lo faremo. Ovviamente ci siamo trovati di fronte a una materia colossale, diciamo, dal punto di vista degli atti di indagine, però questo ci ha dato la possibilità di poter, diciamo, approfondire molti aspetti legati all''ndrangheta, che è il tema fondamentale del nostro romanzo, ovvero le infiltrazioni dell''ndrangheta all'interno degli apparati dello Stato, e di raccontarne alcuni aspetti, diciamo, anche come mentalità. E poi di raccontarne soprattutto l'azione degli inquirenti e il tipo di lotta che hanno portato avanti. Questo ovviamente abbiamo deciso di farlo attraverso un romanzo perché ci siamo trovati di fronte a dei personaggi con una grande tridimensionalità e forse solo attraverso il romanzo era possibile dargli quella profondità, far appassionare il lettore. Il nostro sostanzialmente è un noir. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Siamo adesso alla pagina sportiva calcio, 19ª giornata del campionato di Serie D, Licata Vibonese 1-0. Vediamo. È arrivata una prestazione importante, una rete che ha regalato la vittoria a Licata contro la Vibonese. Puoi essere soddisfatto di questa partita? Sì, ci meritavamo tutto questo oggi. Lo volevamo, abbiamo lavorato tanto in settimana e volevamo riscattare la brutta prova di Santa Maria. È una stagione esaltante? Sì, stiamo facendo bene, adesso domenica prossima ci aspetta la partita più difficile dell'anno a Catania. Daremo tutto, noi sicuramente andiamo lì spensierati, non abbiamo niente da perdere, come oggi, come sempre daremo il massimo. Ma sicuramente c'è di lodare questi ragazzi, oggi avevamo anche 5 under dentro. Nonostante due defezioni importanti come quella di Guattara e di Cappello, io sono emozionatissimo e Frisenna ha squalificato. Io sono felicissimo degli sforzi che fanno i ragazzi e il mister veramente li fa giocare bene a memoria. Sono orgogliosissimo di questa prestazione, veramente encomiabile. Grande risultato contro una grande squadra, i
ragazzi oggi veramente hanno fatto una prestazione stupenda, considerando anche che noi avevamo giocato domenica, mercoledì, loro erano un po' più freschi, tanto è vero che nel finale un po' abbiamo accusato, ma anche c'era la spinta degli avversari, però i ragazzi hanno tenuto bene. Questa partita poteva chiudersi anche con un punteggio un po' più alto, perché abbiamo creato diverse occasioni nitide per andare sul doppio vantaggio, e io non credo e non mi ricordo che la Vibonese abbia creato situazioni importanti. Forse nel primo tempo un cross che è andato a sbattere sulla traversa, però i ragazzi sono stati encomiabili. Ma sai, sono quelle emozioni che vivi nell'immediato, perché poi c'era la gara e sinceramente sempre molto bello, anche perché qua presumo che tanti anni fa abbiamo fatto un pezzo di storia calcistica, quindi per la città. E ritrovarsi in questo momento, dopo tantissimi anni, è stata veramente una gioia infinita, emozionante, e quindi ricordo sempre con grande affetto e grande piacere questo posto. Con il mister Pippo Romano siete molto legati, amici, bisogna fare complimenti per questo campionato che sta facendo dedicato Per Baccos. Lui secondo me sta facendo un capolavoro, sta portando avanti una nidiata di ragazzi che crescono di settimana in settimana. È il valore aggiunto di questa squadra, di questa società. È una persona per bene, è un fratello e ha qualità per poter fare calcio importante. Eccellenza, altra prova di forza dell'Acragas all'Esseneto, battuto 2-0 il Mazzara. I biancazzurri segnano 2 reti in 25 minuti, poi controllano il doppio vantaggio, rispedendo al mittente i tentativi di riaprire l'incontro. Vediamo. Primo tempo perfetto dell'Acragas che domina il Mazzara, segna 2 gol, nella ripresa regna l'equilibrio. Abbiamo fatto un bel primo tempo, una squadra che ha giocato quasi a memoria. È chiaro che dobbiamo essere più bravi nella finalizzazione, perché non si possono lasciare aperte determinate partite, perché basta un episodio per riaprirle. Però piuttosto che equilibrio, direi che nel secondo tempo abbiamo gestito la partita, anche perché nella testa già avevamo il pensiero alla finale di mercoledì, quindi tutto sommato direi che è andata bene. Impatto perfetto dell'Acragas al match, 2 gol segnati, tanti gol falliti, poi nella ripresa avete anche amministrato il doppio vantaggio, è d'accordo? Sì, l'ho appena detto, nella testa chiaramente il pensiero della finale di Coppa di mercoledì contro l'Egea ha avuto la meglio piuttosto che andare a cercare di fare il terzo gol, però anche nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo rischiato su una ripartita su una palla inattiva, però affrontavamo una squadra difficile, un Mazzara che ha fatto bene fino a questo momento, un Mazzara che ha delle ambizioni importanti, perché cercare di arrivare nei primi 3 posti significa lottare per vincere il campionato. Poi affrontare il Mazzara non è mai facile, perché è come realizzare un cannolo scomposto, perché la scorza non sai mai dove va, e quindi nella confusione siamo stati bravi a gestire bene la partita, abbiamo fatta subito nostra sin dall'inizio. Si torna in vetta al campionato, sentivate la pressione della vittoria di ieri dell'Enna? No, assolutamente no, anche perché questa squadra è abituata ormai a scendere in campo per vincere, perché dall'inizio siamo condannati a vincere ogni partita, quindi già era successo in passato che eravamo secondi dopo una partita d'anticipo dell'Enna del sabato, quindi assolutamente no. Adesso testa alla Coppa Italia, la finale in programma a Ragusa contro la nuova Igea Virtus, altra squadra blasonata del calcio siciliano. Già da oggi abbiamo cominciato il recupero delle energie. Chiaro che per noi è una finale per tutti, una finale per noi, per l'Igea, quindi come sempre cercheremo di portare a casa la Coppa. Nel post partita di Acragas Mazzara terminata 2-0 in favore dei biancazzurri, siamo con mister Dino Marino per analizzare la partita. Allora mister, una partita dai 2 volti per il Mazzara, un primo tempo magari sottotono in cui l'Acragas ha fatto valere il maggior tasso tecnico, nel secondo tempo invece il Mazzara è venuto fuori e ha creato anche i presupposti per riaprire la partita. Sì, come hai detto tu, abbiamo sbagliato l'approccio, siamo partiti male, malissimo,
L'Agragas è partita forte, l'Agragas è uno squadrone blasonata, forte, che se tu sbagli non ti perdona. Nelle 2 uniche occasioni che hanno avuto hanno fatto gol. Un primo tempo regalato, un primo tempo che magari facevano pure il terzo o quarto gol, non c'è niente da dire per loro, che devo dire? I miei ragazzi hanno sbagliato il primo tempo, l'hanno sbagliato alla grande. Invece posso dire che nel secondo tempo siamo usciti fuori noi, abbiamo creato qualche occasione da gol, abbiamo fatto bene. Ora non so perché l'Agragas ha rifiatato o pensa alla partita a mercoledì, non lo so il motivo, ma il secondo tempo si è visto solo il Mazzara. Era proprio una delle domande che volevo fare. Nel secondo tempo, secondo te, l'Agragas ha tirato i remi in barca per rifiatare oppure è stato un calo fisico? Non lo so, io ho visto il Mazzara che il secondo tempo ha pressato alla grande e poteva fare il gol, oppure il secondo gol, il primo con Edson Castro, dove il portiere ha fatto un miracolo, l'ha mandata sul palo, tra virgolette, il secondo con Giuliano Loporto che da solo davanti alla porta non la butta fuori, quindi abbiamo avuto qualche di testa, Gomez pure. Questo non lo so se loro hanno avuto un calo o hanno pensato già mercoledì convinti di aver vinto, per carità, però dico che nel primo tempo solo Agragas, solo esclusivamente Agragas. Nel secondo tempo c'è stato un grande Mazzara. Guardando in casa Mazzara, il primo tempo è stato anche il tallone d'Achille, possiamo dire, della sfida della settimana scorsa col Marineo, quando già la squadra aveva sbagliato l'approccio. Oggi è successo lo stesso. Sì, uguale, però do 2 giustificazioni. Lì l'abbiamo preso sotto gamba, sai, il Marineo comunque vada, la vinciamo, invece non è stato così. Invece qua, secondo me, l'unica giustificazione che potrei dare è il terreno di gioco, che anche nonostante i miei ragazzi avevano i tacchetti, quelli per questo terreno, molto spesso scivolavano, non arrivavano. È una giustificazione che dopo essere pure che non è questa, per carità. Che devo dire, l'Agragas è troppo forte. L'Agragas tecnicamente, quanto parte Manzur, Semenzino, sono difficili prenderli. Quindi, che devo dire, complimenti. Ultima domanda, adesso è tempo di pensare ai prossimi impegni. Ora è tempo di pensare alla Parma, incominciare a vincere qualche partita e cercare di pensare alla zona che ci compete. Eccellenza, Pro Favara contro Resuttana 2-0, conquistata la 6ª vittoria casalinga e la 12ª in stagione e mantenuta la 3ª posizione in campionato. Giuseppe Moscato. Continua la serie positiva della Pro Favara che vince anche contro la Resuttana San Lorenzo. Si tratta della 6ª vittoria in casa, la 12ª della stagione. Pro Favara che conquista i 3 punti e mantiene salda la 3ª posizione in classifica. 2-0 il risultato con le reti arrivate una per tempo, con i ragazzi di Gaetano Catalano che sono riusciti a controllare la gara, sfiorando il gol in almeno altre 3 occasioni e respingendo la pressione della Resuttana che ha cercato in tutti i modi di rimettere in sesto il risultato. Non credo che abbiamo fatto complessivamente male, sapevamo che era una partita difficile, sapevamo che la Resuttana aveva cambiato tanto, che era una squadra abbastanza organizzata. Devo dire che siamo partiti anche abbastanza bene, sviluppando bene tutto quello che avevamo fatto in settimana, però poi paradossalmente abbiamo concesso una palla gol quasi al 20° del primo tempo e forse ci siamo un po' innervositi perché non riuscivamo più a sfruttare le nostre situazioni e poi invece siamo riusciti a sbloccare la partita su alcune situazioni che in settimana avevamo lavorato e da lì penso che sia cambiato un po' tutto, perché in spogliatoio abbiamo sistemato alcune situazioni, nel secondo tempo abbiamo avuto un piglio diverso, abbiamo avuto 3-4 palle gol e sinceramente bisogna chiudere la partita prima perché non si può soffrire fino alla fine. Poi alla fine siamo riusciti a chiuderla e abbiamo lasciato un'altra palla gol al 95° che mi fa molto arrabbiare, però dico complessivamente non posso fare che i complimenti ai ragazzi per quello che fanno, per come si applicano. Era importante vincere questa partita, dare continuità a quello che abbiamo fatto e adesso penseremo alla prossima. E a proposito di continuità, domenica prossima a Leonforte, oltre che un freddo meteorologico, ci aspetta anche un altro bel impegno. Assolutamente, è una squadra che viene da 2 risultati negativi nel nuovo anno e quindi sicuramente sarà una partita da preparare bene, è una partita da stare molto attenti perché se vogliamo continuare a sognare bisogna continuare a vincere. Certo, era un po' difficile fare il risultato a Favara, ce l'avete messo tutta, però alla fine non è andata. Ma non è andata perché il risultato dice questo. Forse se non avessimo preso gol allo scadere del primo tempo magari avremmo visto una partita diversa il secondo tempo.
anche perché sapendo di affrontare una squadra forte che merita i punti in classifica che ha, il primo tempo, nonostante loro hanno avuto un buon controllo del campo, noi abbiamo avuto però delle occasioni dove potevamo sbloccare il risultato. Quando non riesci a sbloccare il risultato in queste situazioni, poi magari una squadra forte che comunque gioca in casa e in casa riesce a mettere un ritmo importante ti può mettere in difficoltà. Secondo te avete fatto una bella pressione? Sì, ci abbiamo provato, anche se sapevamo che potevamo, sbilanciandoci un po', potevamo rischiare qualcosina tenendo la difesa qualche metro più avanti, però era un rischio che dovevamo correre per provare a pareggiare la partita, però l'episodio poi ci ha un po' tagliato le gambe alla fine, ma credo che i ragazzi abbiano fatto una buona prestazione. Il vantaggio è arrivato al 43esimo con l'immancabile Lapiana che dimostra ogni partita di essere l'uomo decisivo per la Pro Favara. Il numero 7 è stato bravo a finalizzare una bellissima azione. Retucci per De Luca che si incunea in aria e sul limite della linea di fondo crossa in mezzo dove arriva appunto Lapiana che insacca. Il raddoppio alla fine del secondo tempo, nei primi minuti di recupero. L'azione parte da Rizzo che serve Lapiana, il quale entra in area e crossa in mezzo dove Graziano controlla la palla, evita l'intervento di due difensori della Resuttana e batte il portiere. Vittoria che fa morale, soddisfa la dirigenza e permette alla Pro Favara di stare sul podio del campionato d'eccellenza Girone A alle spalle di Acragas ed Enna. Era importante intanto continuare la strada che abbiamo preso già all'inizio del campionato, perché non è facile ripartire in questo modo. E poi incontriamo una squadra che secondo me non riesco a capire come ha questa classifica, perché ho detto che intanto è un campionato difficile, però una squadra che gioca, ha dei giocatori importanti e ci ha messo in difficoltà, quindi non era facile, però insomma alla fine l'abbiamo spuntata. Ho visto un po' di nervosismo in più in campo? No, ma i ragazzi cercano sempre di fare il meglio che possono, cioè, mettono l'anima e quindi essendo che c'è anche un po' di pressione adesso perché magari la classifica comincia a farsi interessante, cercare di mantenere quel terzo posto oggi non è facile, quindi perché gli altri stanno a guardare. E quindi sì, magari c'è la paura di poter sbagliare qualcosa, però poi alla fine sì, basta finisce la partita, finisce tutto. E questa è la strada per continuare nel percorso intrapreso? Sì, questa è la strada che avevamo preannunciato e ad oggi ci siamo. Ancora mancano tante partite, vediamo se riusciamo a mantenere questa scia, sarebbe una cosa importante, però le partite si giocano in campo e quindi con le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Basket a 2, la Fortitudo Agrigento vince 85-79 contro Cremone, scala la classifica e i biancazzurri si portano a ridosso del quarto posto in classifica in piena zona playoff. Vediamo. Coach, nonostante l'assenza di Peterson delle ultime ore, si è infortunato anche Traoré durante la partita, la Fortitudo ha lottato dall'inizio alla fine, ha vinto un'altra partita importante, consolidando anche un vantaggio casalingo non indifferente. Sì, sembra una banalità, però era una partita veramente difficile, perché l'abbiamo approcciata comunque senza un giocatore che nelle nostre rotazioni è molto importante e sta assumendo sempre più importanza con l'andare delle giornate, cioè Peterson, e ci permette di dare un cambio con un corpo a Marfo, ci permette di giocare anche insieme a Marfo, alzando quindi il tonnellaggio del nostro quintetto e senza comunque scomporci troppo. Abbiamo deciso di dare spazio a Sadio Traoré, che è uno dei nostri ragazzi che nei primi mesi per problemi burocratici non ha potuto far parte della squadra. Sadio era pronto, ha fatto un buon lavoro in settimana, è un ragazzo volenteroso che ha delle doti atletiche, sapevamo che ci avrebbe potuto aiutare e così è stato, gli faccio i miei complimenti. Purtroppo si è scavigliato durante la partita e quindi abbiamo dovuto togliere anche lui dalle rotazioni, rimanendo con il solo Marfo come lungo. Chiaramente Chiarastella, che è la nostra ala forte, però una ala forte come sappiamo atipica, e dovendo girare quintetti
che ultimamente non eravamo abituati a proporre, quindi con 4 guardie. Detto questo, perché alla fine quando si lavora sugli automatismi, si lavora in settimana, si preparano le partite, poi senza preavviso sei portato a doverle giocare in maniera diversa, non è scontato che la squadra risponda, invece la squadra ha risposto un'altra volta. Cremona è scesa per provare a fare la propria gara, non ha avuto nessun tipo di timore reverenziale, come è normale che sia quando poi giochi contro una squadra come la nostra, che è sicuramente una squadra che sta producendo ed è efficace, ma che comunque è una squadra che ti dà l'idea di poter controbattere soprattutto a livello individuale. Loro hanno proposto la loro pallacanestro, sono stati molto attenti, hanno giocato secondo me bene a pallacanestro, hanno dei giocatori sicuramente pericolosi come i 2 americani, ma anche Fanti. Boglio si è acceso in un momento delicato con 3 bombe di fila, è un ragazzo giovane, quindi è merito anche del lavoro dello staff su questi giocatori più giovani. Non è stato scontato il risultato, a un certo punto voliamo a più 16, forse più 18, non mi ricordo, e poi ci ritroviamo ancora in una partita punto a punto. Questo dimostra che il campionato di A2 è un campionato difficile, è un campionato sporco, un campionato dove le partite si vincono con certi valori emotivi e con determinati dettagli tecnici che sono legati alla difesa, che sono legati alle palle perse, che sono legati ai rimbalzi sporchi. Da qui bisogna partire per costruire ogni vittoria. Nel primo tempo noi non abbiamo demeritato, ma probabilmente, adesso ce la riguarderemo, in difesa non siamo stati così affamati, arcigni come al solito, però abbiamo aggiustato questa cosa. Nel terzo quarto abbiamo riproposto la nostra pallacanestro, abbiamo preso un gap che poi, anche se con qualche difficoltà, abbiamo gestito fino in fondo. Dove è stata più forte la Fortitudo rispetto alla Juve Cremona? Ma è una partita difficile da dire in questo caso, perché è stata una partita un po' di strappi. Noi siamo stati bravi a condividere il pallone, quindi a non dare grandi riferimenti alla difesa avversaria. Abbiamo fatto ancora 20 assist, a parte un piccolo passaggio sul più 10 dove abbiamo perso 2 o 3 palloni abbastanza stupidi. Siamo anche stati tutto sommato attenti nelle palle perse, che è un po' il nostro tallone d'Achille. Ci sta anche cercando di giocare a un ritmo molto alto, però è un aspetto sul quale assolutamente dobbiamo migliorare. La lotta a rimbalzi è stata determinante, adesso non so bene, non ho guardato le statistiche, sì, sono 36 rimbalzi per noi e 30 per loro, però anche i 12 nostri offensivi hanno fatto la differenza in certi possessi chiave. Le cose più banali, cioè l'1 contro 1 difensivi nel secondo tempo, le palle vaganti e i rimbalzi presi, penso che abbiano fatto alla lunga la differenza tra noi e Cremona. A inizio stagione hai detto che il Palamoncada doveva essere un fortino e così sta succedendo. Questo ti soddisfa tanto? Sì, siamo tutti molto contenti di questo. Siamo partiti sapendo che avremmo dovuto per prima cosa trascinare un po' il pubblico, perché era un pubblico sicuramente che è partito già con un buon numero, però un pubblico abituato a un campionato diverso, quindi a un certo tipo di partite meritatamente condotte, a volte dominate, e quindi c'era l'entusiasmo della vittoria del campionato che la società ha cavalcato in maniera eccezionale, però c'era anche questa abitudine che poteva essere molto pericolosa nel vedere una squadra che comunque nei 40 minuti trovava sempre il modo per portare a casa la vittoria. Abbiamo dovuto rivoluzionare un pochettino il nostro modo di affrontare le partite, abbiamo sicuramente preso quello che di buono arrivava dallo scorso anno dal punto di vista emotivo e delle leadership in campo condivise da giocatori che ci portavamo dietro dalla scorsa stagione, e siamo stati bravi nelle prime partite. Non era facile perché siamo partiti 0-2 e poi siamo partiti con una sconfitta con la Vanoli. Siamo stati bravi a far capire al nostro pubblico che questa era una squadra, sarebbe stata una squadra che non avrebbe mollato mai. Ad Agrigento questa è una cosa che viene valorizzata dal nostro pubblico, forse ancora più del bel gioco. Queste 2 vittorie casalinghe possono dare uno slancio psicologico in vista del match con Latina in trasferta? Ma in questo momento di slanci psicologici, nel senso noi abbiamo assunto ormai un'identità emotiva, ed è la stessa identità emotiva che ci ha permesso di vincere una partita delicata come questa. Adesso abbiamo un calendario molto difficile, ma abbiamo sempre detto e continuiamo a dire che guardiamo una partita alla volta. Ci presentiamo a Latina,
non sappiamo bene quali possono essere le condizioni, abbiamo qualche acciacco, qualche infortunato, ma in questo momento del campionato tantissime squadre hanno di questi problemi. Latina stessa è una squadra che ha in questo momento problemi di infortuni, non so quanto saranno rientranti o meno. Non possiamo permetterci di guardare a chi non c'è, non possiamo permetterci di guardarci indietro dopo queste due belle vittorie che ci danno morale, sì, ma ci danno soprattutto 4 punti in classifica. Ci presenteremo a Latina con chi potrà giocare e daremo il massimo per provare a strappare la vittoria. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.